Bentornati a TG Plus Focus. Oggi parliamo di lavoro e incidenti sul lavoro. Apparso un titolone oggi sul Mattino di Padova: incidenti sul lavoro, vittime in aumento. La CGIL dice è una strage. Noi abbiamo il segretario della CGIL Venezia, Daniele Giordano. Giriamo a lui la domanda: è davvero così pericoloso? È davvero sta così crescendo pericolosamente la situazione? Intanto grazie per l'invito, è una strage vera e propria in tutto il territorio nazionale. Il Veneto su questo purtroppo è in cima alle classifiche in tutte le sue province, e non soltanto per gli incidenti mortali, che sono ovviamente quelli più gravi, che raccolgono le cronache degli strumenti di informazione, degli organi di informazione, e che lasciano anche tragedie inimmaginabili alle famiglie, ai cari che perdono le persone che si recano al lavoro, ma sono anche migliaia, 9.000 solo nella provincia di Venezia, quasi 9.000 le denunce per infortunio in questi primi mesi dell'anno. Questo ci dimostra come servano investimenti diversi sul tema della salute e sicurezza, serva rafforzare gli organici degli strumenti di prevenzione, dei tecnici della prevenzione, gli SPISAL piuttosto che gli ispettorati del lavoro. Serve una politica diversa, serve fare in modo che le istituzioni mettano al primo posto la tutela della salute. È per noi inimmaginabile che ci siano giovani, donne, uomini, lavoratori migranti che escano la mattina per andare a lavorare e non sanno molto spesso se torneranno a casa la sera. Questo non riguarda solo settori esposti come l'edilizia o la metalmeccanica, ma riguarda moltissimi settori del mercato del lavoro. I dati in crescita da questo punto di vista sono molto preoccupanti dopo 2 anni di Covid, che per moltissime ragioni, ovviamente anche per gli stop produttivi, avevano ridotto i numeri, e oggi invece i numeri sono in fortissima crescita. Quindi da questo punto di vista serve un Certo. patto di istituzioni e forze sociali per interventi concreti in fare in modo che ci sia una seria attività di vigilanza e di repressione per chi non rispetta le norme. Giordano, un'ultima domanda: ma noi abbiamo visto spesso lo Spisal, abbiamo visto spesso i carabinieri, abbiamo visto spesso controlli, ultimamente sono pure aumentati i controlli, ma sembra che servano a molto poco. Come mai? Ma diciamo che nel territorio noi abbiamo troppi pochi controlli, perché sicuramente i controlli sono aumentati, ma se noi pensiamo che nel territorio veneziano un'azienda può essere controllata circa ogni 10 anni, è del tutto Eh, evidente che le imprese che non hanno interesse a investire su questi temi, sul tema della salute e della sicurezza, che sono invece temi fondamentali, possono tranquillamente non farlo, perché si assumono il rischio di sapere che probabilmente non verranno controllate. E da questo punto di vista, per questo noi chiediamo assunzioni, perché sicuramente serve formazione, serve un patto tra tutte le forze sociali, ma se non c'è anche il deterrente del controllo, del rischio di essere controllati e sanzionati, noi continueremo a avere tutti quei furbi che fanno un danno ovviamente alle persone, alle famiglie che rischiano di perdere i propri cari, ai lavoratori, ma fanno un danno anche alle imprese che invece rispettano la normativa e che su salute e certo, sicurezza investono e rispettano la legge. certo, molto chiaro, alla Pallissiano direi. Daniele Giordano, segretario della CGIL di Venezia. Grazie per essere stato con noi e buona giornata, a presto. Grazie mille a voi, grazie.